Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è un bellissimo sole, non c'è nemmeno tanto vento come ieri sera e si sta bene, siamo intorno a 17 gradi, dai. Allora, speriamo che duri anche per il prossimo weekend per i nostri graditissimi ospiti qui nel nostro territorio, ma passiamo subito velocemente al nostro primo ospite in trasmissione della mattinata, che è il nostro commissario provinciale della Lega, Renato Falcidia. Ciao Rena, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Bene Renato, dove ti trovi in questo momento? In questo momento mi trovo in sede, nella sede della Lega di Genova, stiamo lavorando alacremente alla composizione delle liste per le imminenti elezioni genovesi che si terranno il 25 e il 26 di maggio. È un lavoro che ci sta impegnando molto, ma ogni volta lo facciamo sempre con passione e anche con soddisfazione. Benissimo, allora proprio ieri è uscito il primo sondaggio che è targato BD Media per Genova Today con le intenzioni di voto dei genovesi. Allora, Silvia Salis, che è la candidata del centro-sinistra, è al 51,2%, il candidato del centrodestra Pietro Bisciocchi è al 44,3%, quindi stante quanto riferito a questo sondaggio, la candidata del PD riuscirebbe addirittura a vincere al primo turno. Volevo soltanto precisare per i nostri radioascoltatori: il sondaggio ha analizzato 1000 interviste raccolte tra il 27 e il 30 marzo con un margine di errore di più o meno 3,2%, e va anche detto che nel momento in cui è stato effettuato il sondaggio, vale a dire praticamente 2 mesi prima delle elezioni, non sono ancora state depositate tutte le liste e dunque alcuni equilibri possono cambiare. Dunque, allora, io volevo dare un altro dato perché, diciamo così, la competizione elettorale vede anche altri candidati. Il terzo candidato che si posizionerebbe, sempre secondo questo sondaggio, nella corsa elettorale è Mattia Crucioli di Uniti per la Costruzione, che è un attuale consigliere comunale, ma sarebbe soltanto all'1,5%. Al quarto posto Antonella Marra, di Sinistra Alternativa, all'1%, poi c'è Francesco Toscano allo 0,3% e Alessandro Rosson allo 0,4%. Poi andremo a vedere un attimino i partiti e commenteremo questi dati con Renato Falcidia, a cui chiedo se si andasse al ballottaggio previsto un'eventualità l'8 e il 9 giugno, insieme al referendum sul lavoro e cittadinanza, sempre secondo questo sondaggio sarebbe comunque davanti Salis addirittura con il 53,8% a fronte del 46,2% di Picciocchi, un'affluenza tra il 48 e il 52%, affluenza che sale di un paio di punti invece per quanto riguarda le votazioni del primo turno. Allora Renato, io ho dato una carrellata di voti, a te fare un po' di sintesi e un commento. Sì, grazie Fabrizio, anch'io ho avuto modo di seguire questi sondaggi di qualche giorno fa e come tutti i sondaggi ovviamente vanno presi con le dovute cautele. Ci tengo a precisare che la campagna elettorale è solo all'inizio ed è anche, direi, anche abbastanza lunga. Come ho detto, si voterà il 25 e il 26 maggio, quindi sono poco meno di 2 mesi. Come giustamente anche te hai detto, le liste non sono state ancora depositate, verranno depositate un mese prima del voto, quindi il 25 di aprile. Quindi sondaggi da prendere con la dovuta cautela. Mi viene da dire che con questi numeri così che fotografano, vediamo un po' questo momento di partenza, il candidato sindaco del centro-sinistra può solo scendere e noi possiamo solo salire. C'è anche da dire un altro elemento molto importante: fino adesso non vi è stato nessun confronto diretto
tra candidati. Ci tengo a precisare questo elemento perché nelle uscite pubbliche fino adesso che ci sono state fino adesso del candidato del centrosinistra, come dire, noi ma anche gli elettori hanno sentito, come dire, tante buone intenzioni, tanti principi generali, tanti faremo o anche non faremo, perché ricordiamo che comunque la nostra avversaria è la candidata di una coalizione che si contraddistingue per essere, noi li abbiamo soprannominati i signori del no, perché ben li conosciamo, hanno governato per decenni a Genova e, come dire, dal 2017 la città è stata rimessa in moto da tutti i sì, prima il sindaco Bucci e ora attualmente il facente funzioni sindaco Pietro Picciocchi. Stiamo dicendo sì, che hanno sbloccato tutta una serie di pratiche, di cantieri, di questioni che erano latenti da tempo. Non sto qui adesso a tediarvi con tutta una serie di progetti e cantieri e questioni che sono state avviate. Quindi questo per dire che non vi è stato ancora nessun controllo. Qua non c'è il rischio di tornare alla decrescita felice della giunta Doria, giunta di sinistra ovviamente, o dei disastri della giunta Vincenzi? Certo Fabrizio, il rischio è proprio questo. Chi è genovese conosce bene gli anni della decrescita felice o ahimè infelice. Come dire, vi era una coalizione, una cozzaglia di centrosinistra che non si riusciva a mettere d'accordo su nulla, e quelle poche volte che si riusciva a mettere d'accordo su qualcosa erano, come dire, scelte sbagliate, votate appunto a una visione, come dire, di gestire la decrescita. Il cambio, il giro di boa è stato impresso dall'ex sindaco Bucci, che ha riportato, come dire, la città sullo scenario internazionale. Dal 2017 che Genova finalmente è tornata a essere superba e conosciuta nel mondo per il suo valore. Ricordiamo che si tratta del primo porto del Mediterraneo, è una delle città più importanti d'Italia sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista. In questi anni i dati del turismo sono aumentati, l'indotto, i numeri legati allo sviluppo economico sono aumentati, il tenore di vita è migliorato. Tutta una serie di opere, che ripeto, faccio solo un esempio per i nostri ascoltatori. Per anni la sinistra ha parlato del tunnel subportuale, che è un'opera infrastrutturale molto importante per decongestionare il traffico all'interno della città. Ne hanno parlato, ne hanno sviscerato ogni aspetto senza mai fare nulla. Il cantiere, che comunque si tratta ovviamente di un'opera importante, un cantiere quindi che vedrà anni di lavori, è stato avviato dalla nostra amministrazione. Cioè, un conto è parlare dei massimi sistemi, un conto è analizzare i dossier, saper intercettare i finanziamenti. E ricordo che in questi anni Genova l'amministrazione di centrodestra ha intercettato finanziamenti per 6 miliardi, una cifra che non si era mai vista dal secondo dopoguerra, posso dire. Analizzare i dossier, fare sintesi, parlare col territorio e poi prendere delle decisioni, perché chi amministra deve prendere delle decisioni per far sì che una città sia in movimento, per far sì che una città abbia un futuro e una prospettiva. E questo la sinistra non l'ha mai fatto. Certo, senti, ci sono anche delle contraddizioni in quella che io definisco un po' la coalizione ormai inesistente, lasciando perdere un po' le cose romane, gli scontri tra Calenda e Conte. Insomma, c'è anche il discorso qua del Movimento 5 Stelle, perché i pentastellati, tanto per fare un esempio, hanno già detto no all'attuale progetto del nuovo Galliera, mentre il centro-sinistra ha detto sì, come chiaramente ha detto sì il centrodestra che lo ha avviato. Ecco, questa cozzaglia, come l'hai definita anche tu, non si rischia veramente di stare di nuovo fermi, insomma, a prescindere dalle poltrone. Noi il vice sindaco l'abbiamo già indicato, loro non lo hanno indicato, però poi nel concreto, come spiegavi benissimo tu prima, non si rischia di rimanere poi fermi lì al palo di nuovo per altri 5 anni.
Esattamente, Fabrizio, hai tirato fuori un esempio lampante, il progetto del nuovo Gallera, un importante ospedale della nostra città. Il centrodestra ha avuto la capacità di fare sintesi, di trovare la sintesi su un progetto e di prendere la decisione e di avviare questo iter. Subito interrogati, la candidata appunto del centro-sinistra e le varie componenti che compongono la sua, chiamiamola, coalizione, hanno già trovato dei distinguo ovviamente. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, c'è chi dice sì ma forse. Ecco, questi vorrebbero riaprire la solita discussione su questo progetto fondamentale, così come su tutti gli altri progetti. I soliti distinguo, i soliti vedremo, i soliti faremo. Ma come si può pensare di gestire la sesta città d'Italia con i faremo, con le intenzioni? L'abbiamo visto, tenendola ferma, votandola al fallimento e alla decrescita. Noi questo lo impediremo. È chiarissimo, Renato. Allora, ancora un minutino con te, perché poi devo dare spazio al nostro secondo ospite della mattinata. Volevo dare un attimino i dati che riguardano le liste attuali, sempre secondo questo sondaggio uscito ieri di BD Media per Genova Today. Allora, per quanto riguarda il centro-destra, Fratelli d'Italia siamo al 14,9%, vince Genova, che è un po' la lista che raccoglie Vucci, l'ex sindaco, l'attuale presidente della Regione Liguria, siamo all'8,1%, e qua apro una parentesi, mi sembrava più del doppio in passato. La Lega, esatto, siamo intorno al 6,4%, Forza Italia dietro la Lega al 4,9%, Lista Picciocchi Sindaco 4,8%, Orgoglio Genova non moderati 4,7%, che però ha il candidato vice sindaco, e poi abbiamo l'UDC all'1%. Nel campo del centro-sinistra abbiamo un partito democratico addirittura al 28,5%, Genova La Rossa, la lista civica Sali Sindaca 7%, Alleanza Verde Sinistra 6,6%, il Movimento 5 Stelle è calato un po', siamo al 5,8%, i riformisti al 2,7%. Poi ci sono gli altri che non fanno parte di nessuna coalizione né di centrodestra né di centrosinistra. Uniti per la Costituzione 1,4%, Sinistra Alternativa 0,8%, Democrazia Sovrana Popolare 0,5%, Indipendenza 0,3%, sempre secondo il sondaggio di BD Media per Genova Today uscito ieri. Allora, ti do 30 secondi per fare una breve considerazione, Renato. No, appunto, grazie. Sì, una considerazione relativa appunto, secondo me, come giustamente facevi notare, la lista civica vince Genova rispetto al passato e anche a precedenti sondaggi è sottostimata. Noi ci assistiamo al 6,4%, tra il 6 e il 7%, il nostro obiettivo è raggiungere ovviamente il 7% e anche se riusciamo a superarlo, noi ci stiamo impegnando molto in questo e devo dire che siamo quasi addirittura d'arrivo circa la composizione delle liste. Una lista forte sarà quella della Lega, rappresentativa, con molti giovani, molti professionisti, molte riconferme di nostri amministratori, perché noi siamo un partito del territorio che è capace di esprimere, l'abbiamo sempre dimostrato negli anni e nei vari territori, una classe dirigente, al contrario di tante forze politiche, soprattutto anche magari che si sono affacciate recentemente al panorama appunto politico, che non possono vantare una simile tradizione, una simile esperienza. Quindi rimbocchiamoci tutte le maniche, quello che stiamo facendo, noi ci crediamo e aspettiamo i confronti tra candidati sindaci, poi ne riparleremo. Allora, picchi molto sul confronto che non è stato accettato per il momento da Silvia Salis del centro-sinistra, invece il nostro candidato sindaco per il centro-destra, Pietro Picciocchi, l'ha chiesto più volte. Staremo a vedere. Adesso rimaniamo su Genova, sul territorio, con il nostro secondo ospite. Intanto ti ringraziamo, Renato, e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Renato. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Fabrizio. Grazie ancora al nostro commissario provinciale della Lega di Genova, Renato Falcidia. E come dicevo, passiamo al nostro secondo ospite, rimanendo sempre nel capoluogo ligure, perché dovrebbe essere già in linea una nostra vecchia conoscenza, l'ho veramente
lo accogliamo a braccia aperte, ex consigliere comunale, insomma protagonista di tante battaglie, quindi ci sta, e nuovo candidato al presidente del municipio centro-ovest, territorio molto hot, direi. Buongiorno. Siamo a San Pierdarena e Sant'Eudoro. Stiamo parlando di Davide Rossi che ci ha già salutato. Ciao Davide, ci sei? Ciao Fabrizio, Sì. ci siamo. Allora, dicevo, un territorio molto hot che riguarda un po' un sacco di problemi, perché insomma ricordo che il municipio mi sembra che faccia addirittura 80.000 abitanti, Sì, è un territorio vivo, complesso, che fa 80.000 abitanti, è il secondo più popoloso della città dopo il centro-est, tant'è vero che ci chiamiamo centro-ovest, siamo anche noi cuore pulsante della città, un quartiere dove comunque ci sono delle eccellenze importanti. Il porto della città, il porto della regione, che è anche il porto del paese, è su San Pierdarena, che è, diciamo, i 2/3 della municipalità insieme a Sant'Eudoro. Ecco, senti, adesso tra l'altro volevo ricordare che il nostro ex presidente del municipio era proprio Renato Falcidia, che abbiamo ascoltato poco prima, che tu hai sempre appoggiato, eccetera, poi è andato un pentastellato, uno del 5 Stelle, e adesso la situazione com'è? C'è un po' anche nel centro-sinistra, mi sembra che ci siano state delle defezioni in municipio a San Pierdarena. Ci sono state delle defezioni frutto di un non lavoro che la municipalità gestita da questa giunta, diciamo, giallorossa non ha fatto, perché mentre prima sentivo il vostro intervento con Renato Falcidia, si parlava di tutto quanto c'è stato di positivo nella città. San Pierdarena un po' di Sant'Eudoro sono un po' ritratto di Dorian Gray, nel senso abbiamo un quartiere che è completamente fermo, dove appunto arriveranno grazie alla giunta di centrodestra, tanti soldini dal PNRR che permetteranno appunto di avere delle riqualificazioni importanti, però su tante scelte fondamentali per il futuro della delegazione il municipio ha sempre risposto no, si è sempre negato, non ha dato risposte concrete al territorio, come invece prima veniva fatto con la gestione Falcidia. E sono tante le tematiche, perché abbiamo un quartiere complesso, dicevo prima c'è un porto che comunque contribuisce in maniera importante per il PIL del nostro paese, ma poi vi sono tutta una serie di realtà. Abbiamo la più grande comunità latinoamericana, dove ahimè la convivenza con i loro circoli è un problema, e anche lì andrebbero intrapresi dei percorsi di sensibilizzazione e di condivisione sulle regole, ma poi abbiamo anche tutta una serie di altri problemi legati alla presenza di un centro sociale abusivo che è stato dislocato grazie al lavoro dell'amministrazione, ma che nell'attuale, diciamo, ubicazione poi bisognerà andarci a mettere una funzione riqualificante. Mi riferisco al Palazzo della Fortezza, più tutta una serie di problemi sociali dove, ahimè, questo municipio non è stato in grado di dare risposte. Davide, lo scontro del centro sociale è già una nostra vittoria, direi, comunque. Sì, è una vittoria importante, perché intanto i magazzini del sale, che erano stati occupati da 25 anni, diventeranno spazi appannaggio per l'Accademia Ligustica, e sarà, diciamo, uno spazio accessibile a tutta la cittadinanza, come non è mai stata appunto per 25 anni. Uno spazio importante che ha anche una storia ultracentenaria. E poi ci sono tutta una serie di altre cose importanti, arriveranno dei soldini per la riqualificazione, già si inizia a vedere qualcosa nel centro storico di San Pierdarena, nel quadrilatero tra via San Pierdarena e via Cantore, dove stanno venendo rifatti marciapiedi, aree parcheggio, due aree parcheggi fondamentali, via Felicità Noli e piuttosto che via Tommaso Grossi, che daranno centinaia di parcheggi ai residenti che erano e ai commercianti che li hanno sempre richiesti. Poi un percorso anche di condivisione insieme a quello che è il mondo del commercio per le diverse riqualificazioni. Penso al Palazzo della Fortezza che citavo prima, che è stato rifatto completamente nuovo, il mercato di Piazza Tre Ponti, i fondi che sono in arrivo per finire la riqualificazione del Campasso, dove ci sarà una valle dello sport molto importante. Vanno vigilati, vanno continuati, e ci vuole una giunta che sappia collaborare come municipio insieme alla città, quindi al comune e alla regione, per fare in modo che queste risposte vengano recepite dalla cittadinanza che le richiede e vengano portate a casa. Quindi io spero che appunto ci sia una giunta municipale attiva, attenta. Noi ce la metteremo tutta per dare le risposte
del sì, non quelle del no che ci vengono tutte le volte riproposte dai soloni della sinistra, perché anche San Pierdarena e anche il Sant'Eudona hanno voglia di crescere, di cambiare, di migliorare come il resto della città, e come nel resto della città sta avvenendo. Senti, io di solito non lo faccio mai, ma stavolta te devo fare una domanda personale perché mi sta qui. Certo. Insomma, io ho questi benedetti lavori in lungomare Canepa, che ricordo un po' i nostri radioascoltatori, tra il casello di Genova Raporto, Stretto Ponente, e Genova Ovest San Pierdarena. Oramai vanno avanti, insomma, da anni, direi, no? Quando è che finiscono? Sì. Davide, ci puoi dare una buona notizia? Vi do una buona notizia, sì, entro la fine di aprile avremo praticamente una via San Pierdarena nuova e una via Lungomare Canepa nuova, perché stanno viaggiando in contemporanea, quindi avremo una Lungomare Canepa riqualificata con degli spazi verdi come chiedevano i residenti, con le barriere foroassorbenti come chiedevano i residenti, e si tornerà a viaggiare in maniera tranquilla, continuativa. Ricordo che è stato proprio grazie all'intervento di Edoardo Rixi e durante il periodo del Covid e al lavoro del sindaco Bucci che riuscimmo ad avere anche lo sblocco, il collegamento centrale per un momento di difficoltà atroce tra la via Guido Rossa e Lungomare Canepa. Molto spesso si dimenticano le cose importanti, sono risultati importanti per la città che ci permette di viaggiare e di muoverci in maniera importante, aspettando le altre infrastrutture che saranno fondamentali per il futuro del nostro territorio e anche per San Pierdarena. Senti, un minuto, parliamo un attimo dei depositi chimici. C'è una grossa questione a Genova, ci sono stati in passato, negli anni passati anche degli incidenti molto gravi per quanto riguarda i depositi chimici proprio a Multedo, a ridosso delle case. C'è questa ipotesi di spostamento verso San Pierdarena, verso il porto. Volevo un po' capire la tua posizione in tal senso. La posizione è presto fatta, nel senso, intanto bisogna rispettare quello che erano le volontà del territorio di Multedo e le necessità di dislocarli, perché a Multedo ce l'hanno a 5 metri dalle case, quindi ricordandoci anche una tragedia che c'è stata negli anni '80 che portò alla perdita della vita di diverse persone. Vanno secondo me dislocati in zona portuale, perché non esiste zona portuale in tutti i porti d'Europa che non tratti, diciamo, le merci chimiche. Dopodiché vanno però anche assicurate quelle necessarie precauzioni di sicurezza. Parliamo di depositi che non sono gli stessi del 1980, parliamo di una sicurezza del 2025 che sono completamente diversi. Quale sarà l'ubicazione Ponte Somalia piuttosto che un'altra ce lo deve dire autorità di sistema portuale, ce lo deve dire il Consiglio di Stato dove pende in questo momento un ricorso. Dopodiché da buoni amministratori andremo a trovare insieme al territorio, dialogando con tutti, le soluzioni migliori. Perfetto, ti ringraziamo perché il tempo a disposizione nel nostro spazio è finito, e quindi ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Davide, grazie a voi. Ancora. Grazie a voi. Grazie ancora di nuovo al nostro candidato presidente del municipio centro-ovest di Genova, Davide Rossi, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato Filo Diretto.